importanza di un incontro al quale vi ringrazio per essere presenti. L'importanza di vaccinare la popolazione che può essere vaccinata è legata ad alcuni numeri che vorrei darvi subito. In questo momento in Sicilia, in degenza ordinaria, ci sono oltre 200 persone. Di queste l'80,4% non è vaccinato. In terapia subintensiva ci sono oltre 50 persone. Di queste l'82% non è vaccinato. In terapia intensiva ci sono circa 30 persone, 34 per la precisione, di queste l'88,5% non è vaccinato. Complessivamente oltre l'80% della popolazione ospedalizzata non si è sottoposta nemmeno ad un ciclo di vaccinazione. A fronte di questi numeri, l'impegno che il governo della regione e tutto il sistema sanitario ha messo in atto per andare incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini ha bisogno, per richiamare quello che il Presidente Mattarella ha detto nei giorni scorsi, che da ogni cittadino siciliano la vaccinazione venga vista e vissuta come dovere civico. Il Presidente della Regione con una propria ordinanza aveva nei giorni scorsi richiamato l'attenzione dei lavoratori dei servizi essenziali. Sapete che è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali con un ammonimento. Nei giorni scorsi le autorità giudiziarie che sono state adite da parte di quei lavoratori che sono stati sospesi dal servizio perché i propri coraggiosi datori di lavoro hanno ritenuto la vaccinazione importante nell'ambito della normativa nazionale vigente sulla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno avuto il conforto delle autorità giudiziarie. Quindi è corretta la condotta di quei datori di lavoro che ritengano di agire sul proprio personale laddove il proprio personale non si sottopone alla vaccinazione. In una regione fortemente provata dall'emergenza economica come la Sicilia, tenere una condotta di lontananza o di disprezzo o di essere prevenuti dal punto di vista ideologico rispetto alla vaccinazione rischia di essere un danno per il sistema sanitario, visto che, come si è diffuso nei giorni scorsi, siamo la seconda regione per numero e incremento di ospedalizzati, ma di qui alla fine dell'estate può diventare non un'emergenza sanitaria, ma un'emergenza economica.